Dall'altra parte della provincia, anzi fuori provincia, il presepio artistico di Segusino anche quest'anno si conferma meta di migliaia di visitatori che, provenienti dall'intero Veneto, non mancano di fermarsi ed ammirare il lavoro che i volontari dell'Associazione Parrocchiale Amici del Presepio svolge ininterrottamente da oramai 27 anni. E nei giorni scorsi sono dati appuntamento a Segusino anche una ventina di giornalisti associati all'Argav, l'associazione regionale dei giornalisti agroalimentari e ambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, che oltre che degli Amici del Presepio sono stati ospiti della Proloco e di alcune aziende agricole locali. Vediamo nel servizio di Fulvio Mondin. Una commissione composta da una ventina di giornalisti appartenenti alla sezione regionale veneta dell'UNAGA, Unione Nazionale Giornalisti Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, si è recata in visita a Segusino, dove è stata ospite dapprima dei volontari che hanno realizzato il presepio artistico. Quindi ha potuto far visita alla mostra dedicata al 50° anniversario del disastro del Vajont ed infine è stata accolta dalla Proloco, che ha presentato ai convenuti la nuova organizzazione che si sono date le piccole aziende agricole locali. La scelta di unirsi sotto il marchio PPL, Piccole Produzioni Locali, ha infatti permesso a molti piccoli laboratori agroalimentari familiari di poter far conoscere i loro prodotti e di poterli commercializzare, usufruendo di specifiche semplificazioni rispetto alle tradizionali e più strutturate aziende del settore agroalimentare. Ad intrattenere il gruppo di giornalisti sono stati dapprima il presidente dell'Associazione Parrocchiale Amici del Presepio, Carlo Stramare, e poi il presidente della Proloco, Denis Coppe, che ha spiegato cosa sono e come funzionano le PPL, il suo vice Gian Antonio Coppe, che ha presentato le aziende e i loro prodotti, e il sindaco di Segusino Guido Lio, che si è soffermato sulla positiva esperienza della nascita delle PPL, quale risposta di alcuni intraprendenti cittadini alla chiusura di molte aziende dell'occhialeria. Ai nostri microfoni il presidente dell'Argav, Fabrizio Stelluto. Siamo qua per conoscere il territorio, in particolare visitare il presepe e degustare i prodotti di quest'area ancora poco conosciuta. Ciò che ci sorprende è soprattutto l'età media molto giovane di coloro che stanno proponendo queste particolarità. Il tutto poi ci servirà naturalmente a migliorare la nostra professionalità e ne scriveremo sui giornali, e chi invece come me lavora in televisione avrà l'occasione di parlarne in video.